Eugenio Gattolin, direttore di Confcommercio Veneto, organizzazione che insieme a Unioncamere Regione e Confcommercio Treviso ha sostenuto questo progetto. Siamo quindi all'alba di una nuova era che è quella della digitalizzazione e vede un impegno delle associazioni di categoria. In cosa consiste questo impegno? L'impegno è quello di favorire l'innovazione all'interno delle nostre imprese, soprattutto legate all'innovazione del digitale, che sembra sia un'innovazione che non possa coinvolgere il sistema terziario. In realtà è una delle innovazioni che coinvolge molto pesantemente il sistema del commercio, del turismo, dei servizi, e noi abbiamo il compito di favorire questo processo di crescita, di conoscenza di questi strumenti che poi le imprese potranno acquisire per aumentare la propria attività di business e la propria presenza nel mercato. Questo è il nostro obiettivo. Questo tra l'altro può favorire anche la creazione di nuove opportunità occupazionali che, messe insieme con le attività già esistenti, possa creare sinergie e nuove occupazioni, soprattutto per i giovani che nascono nella cultura del digitale.